Tutto pronto per la quinta corsa Tris Quartet, quintè nazionale di giornata. Sono in 18 al via, schieramento di 3 file completo per questi 1660 metri. 1 Antonio Boccino, 2 Upper FKS, 3 Ushuaia de Ariel, 4 Sheridan Treb, 5 Zingaro Gad, 6 Uftedmar. Seconda fila 7 Zonda Cup, 8 Tuberosa, 9 Zenox B, 10 Uragano Stecca, 11 Alessandro Bar, 12 Topolo P. Terza fila 13 Zosima Mag, 14 Provo P, 15 Zamora Font, 16 Tornado del Vento, 17 Universo Jet, 18 Usque DL. Autostart che è entrato in dirittura e li lascia andare. In questo momento con veloce Antonio Boccino, con allargo Zingaro Gad e Sheridan Treb, cerca di andare subito alla corda. Zingaro Gad che insiste su Antonio Boccino, quale prende in mano e lascia sfilare il rivale al comando. All'esterno è Uftedmar, seconda pariglia esterna Sheridan Treb, terzo lungo la corda e Zonda K, partita molto bene avanti Upper FKS, quindi ancora Zosima Mag, ancora dopo la OP che avanza per linee esterne. Usque DL in quinta pariglia al largo, 14,3 per i primi 200 e 29,1 per i 400 del favoritissimo Zingaro Gad, che conduce in maniera libera, ritmo comunque sollecito nei confronti di Antonio Boccino, che rimane secondo a precedere Zonda Cup, quindi Upper FKS. Soffre invece allo scoperto Uftedmar, viene via così in terza corsia il numero 11 di Alessandro Bar, che anticipa le mosse di Usque DL, che deve andare in quarta perché Alessandro Bar fa fatica a scavalcare Uftedmar. Ancora in mezzo alla pista c'è il 14 di Probo P che cerca di seguire Usque DL, che però deve farsi una curva davvero in mezzo alla pista. In vantaggio intanto Zingaro Gad, che ha fatto 59,5 e il mezzo miglio e cerca di darsela a gambe. Sgabbia dalla terza posizione alla corda Zonda Cup, che cerca di andare all'attacco di Zingaro, che ha fatto il chilometro in 1,14,4. Zonda Cup che va all'attacco, Usque DL che è in seconda pariglia, chiuso lungo la corda c'è Antonio Boccino a precedere Upper FKS. Prova a progredire anche Probo P ai 3/4 di miglio, passati con una frazione in 14,3 in 1,28,7. È in vantaggio Zingaro Gad, ma Zonda K ha messo mezza avanti. Antonio Boccino che cerca di venire via dalla corda in anticipo su Usque DL, galoppa Zingaro Gad, è in vantaggio Zonda Cup da sola nei confronti di Antonio Boccino e di Usque DL. Ancora Probo P in mezzo alla pista, lo scatto di Zosima Mag, in vantaggio Zonda Cup nei confronti di Antonio Boccino, cerca di arrivare Usque DL, Zonda in vantaggio, arriva Usque che si fionda sull'avversaria e nei pressi del palo, è foto stretta con Usque DL che copre completamente Zonda Cup e la costringe a una foto bruttissima. Al terzo ancora Antonio Boccino, andiamola a rivedere perché Usque DL sembra aver messo qualcosa avanti a Zonda Cup, che si è stancata un pochettino dopo percorso oneroso. Usque arriva con la sua classe, con il suo coraggio in mezzo alla pista e nei pressi del palo copre completamente l'avversario. La foto è micidiale, ma dovrebbe essere Usque DL ad averla portata a casa. Terzo Antonio Boccino, quarto Probo P, quinta Zosima Mag. Si va ovviamente dal giudice d'arrivo con una fotografia millimetrica, ma l'impressione è che Giuseppe Pistone e Manuel Pistone alle redini abbiano portato a casa il portacolori della scuderia Angelico per la Tris Quartet Quintè di serata. Il successo dovrebbe essere andato a Usque DL. Manuel Pistone.